Eccoci qua di nuovo, come l'anno scorso, la chiusura del Salone Nautico con Marino Masiero, presidente di Asonautica Venezia. Marino, com'è andata questa quinta edizione del Salone? Innanzitutto devo dire che abbiamo un salone di gran lunga migliore sotto tutti gli aspetti rispetto alle altre edizioni. Abbiamo avuto più pubblico, più espositori, più qualità del materiale esposto. Questo è un salone che io ho già definito, ma non sono stato l'unico a farlo, la boutique della nautica italiana. Venezia si presta ad essere un salone di grande successo internazionale per la sua vicinanza alle altre capitali europee e alle altre capitali mondiali. È l'unico salone, tranne Düsseldorf, che ha 2 aeroporti a 2 passi dall'ingresso. L'ho detto anche ieri nel mio convegno, 200 aerei tutti i giorni che partono e arrivano dalle capitali del mondo. Un salone così si fa difficile, si fa fatica a trovarlo. Quindi questo è un plus veramente importante. Non voglio dilungarmi sulla bellezza, perché fare un salone in un posto così pregno di storicità, di bellezza nel suo termine, nel suo valore più ampio, non è un fatto banale. Quindi do per scontato che il tema della bellezza si possa dire esaurito. Ci sono stati affari, i saloni si fanno per far vendere le imbarcazioni, i motori, gli accessori. Questo per noi è importante perché significa essere in grado di avere maggiore interesse da parte degli espositori. È un salone che si fa all'inizio dell'estate, per questa ragione la scelta è impegnativa anche per chi viene ad esporre, però diciamo che l'esame, il quinto anno ci porta agli esami ed è un quinto anno con gli esami superati a pieni voti. Si deve migliorare, si può fare di più, però lo staff di organizzazione e poi tutte le associazioni, i tantissimi ospiti che sono venuti da lontano a trovare anche la Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Asonautica Venezia, ci dicono che siamo sulla buona strada. Abbiamo avuto dimostrazioni di gratitudine a tutto campo e questo è importante. È un salone, potremmo dire, quest'anno in cui sia per la Camera di Commercio che per Asonautica Venezia si è alzato il livello sia in termini di quantità di lavoro fatto ma anche di qualità. Sì, allora, la novità di quest'anno del nostro stand è stata che noi abbiamo voluto, come dire, ampliare la capacità comunicativa che la Camera di Commercio l'anno scorso ha voluto portare attraverso te, attraverso voi, mettendo un podcast continuo all'interno del nostro stand che ha fatto circa una trentina di interviste con 1000-1500 visualizzazioni ciascuna. Questo vuol dire 40.000 visualizzazioni circa, che fanno sì che poi il contenuto di questo stand, il messaggio della Camera di Commercio Venezia Rovigo e di Asonautica Venezia è veicolato bene presso gli stakeholders, perché chi segue un podcast o un'intervista come quella che sto rilasciando io è una persona interessata. Questo ci permette di fare squadra, di fare rete, di mettere in connessione le imprese, di dare quegli strumenti. L'ha detto ieri il mio amico fraterno Gianni Boscolo Moretto, componente della giunta camerale, alle imprese per essere assistite in un processo di miglioramento complessivo della connessione aziendale rispetto ai mercati italiani, mercati esteri, un miglioramento di strumenti, l'approfondimento delle tecniche della commercializzazione piuttosto che la capacità di essere messi in contatto con altri. Oggi chi vince lo fa attraverso un sistema. Il sistema camerale è sicuramente un veicolo per vincere sui mercati nazionali e internazionali. E essere presenti qui e dare questo tipo di input a chi ci ha fatto visita. Questo stand ha visto più di 500 persone in questi giorni, non si era mai visto prima. Abbiamo avuto dei momenti in cui c'erano 20-30 persone all'interno e anche all'esterno dello stand. Abbiamo bisogno di un po' più di spazio,
La mia intenzione è quella di ampliare ancora la capacità di penetrazione di quella che è il parterre, il pubblico, la notizia deve essere veicolata di più da parte nostra, e quindi la mia intenzione l'anno prossimo è quello di avere uno streaming costante sia all'interno dello stand che fuori. Quindi faremo dei collegamenti con una troupe televisiva che andrà a intervistare gli espositori, che farà vedere le imbarcazioni, che farà vedere le manifestazioni come dire, specifiche, la regata piuttosto che altri tipi di attività, e questo penso che sarà una cosa molto utile alla Camera di Commercio, ad Astonautica Venezia e soprattutto al Salone. Grazie mille Marino, e quindi, come abbiamo sentito qualche minuto fa da Fabrizio Doria, ci rivedremo sicuramente nel 2025 dal 29 maggio al 2 giugno per la sesta edizione del Salone Nautico di Venezia. Io vorrei aggiungere un messaggio a chi ci vede da lontano e che non ha partecipato a questo salone e che speriamo di avere l'anno prossimo come espositore. Fare sistema vuol dire vincere, quindi in alto i cuori e abbasso i campanili. Grazie mille Marino.